Allora, buon pomeriggio a tutti, salve a tutti, benvenuti, benvenuti a questo nuovo unboxing di Reni J. Vedo che non si è collegato il video. Oh sì, sembra che ci siamo, che sia tutto a posto. Per chi si è collegato, magari scrivete qualcosa nella chat, così riesco a capire se si sente l'audio, se si sente bene. Se la musica è troppo alta fatemelo sapere nella chat, così almeno abbasso un po' i volumi e regolo i volumi, perché non c'ho la cuffia, non c'ho niente per sentire. Io qui c'ho tutto silenzio, anche per evitare l'effetto Larsen col microfono. Quindi ecco, fatemi sapere tramite la chat se va tutto bene, ok? Innanzitutto buon pomeriggio, sono sempre Reni J. Quest'oggi dobbiamo fare un unboxing di un ciao Pier, di un altro pacchettino. Questa volta questo è stato acquistato sul marketplace di Facebook. Come sapete, Facebook mette a disposizione tutto un mercatino dove c'è la possibilità di fare diversi acquisti. Io già dal 2018, anche prima, ho comprato parecchie parti del mio stereo, parecchi equalizzatori, le piastre, parecchie cose le ho comprate tutte tramite il mercatino di Facebook, il marketplace. Devo dire che mi sono sempre trovato abbastanza bene, quindi perché no, ho comprato questo. Allora, la volta scorsa eravamo rimasti che abbiamo sballato queste, le puntine della Reloop fabbricate da Ortofon, come dice qui, no, qui, come dice qui, Ortofon, ok? Queste sono le Ortofon Mix Scratch marcate Reloop. Le ho montate, si sentono molto bene, devo dire la verità che già mi sento di fare un... Si sente bene Daddo? Ciao Daddo e benvenuto! Ciao Pierlucarelli, benvenuti! Vedremo insieme quello che mi sono comprato questa volta. Allora, stavo dicendo che mi sento già di fare un paragone tra questa e le vecchie testine Stanton che avevo io, le 500. Diciamo che queste qui hanno un suono molto più pulito, ma forse meno corposo per come la vedo io. Ovviamente queste sono state ingegnerizzate e inventate adesso, sono delle puntine, delle testine di nuova concezione, e quindi sono state, diciamo, create per diminuire al massimo quelli che sono tutti i frusci. Infatti la prima cosa che mi è venuta subito da vedere è che lo stilo proprio, quindi la puntina è molto molto sottile rispetto a quelle che utilizzavamo, le varie Shure o le Stanton che utilizzavamo negli anni 90, grandi Shure, l'adesivo della Shure originale e delle varie Stanton che utilizzavamo negli anni 90. Quindi diciamo che un po', ho sentito un po' in giro, un po' tutti quanti hanno notato questa cosa, che queste si sentono molto più pulite come pulizia di suono. Ovviamente avendo l'ago molto più stretto è molto più difficile che saltino o che vadano in loop sullo stesso, diciamo, sullo stesso solco queste puntine, perché sono molto sottili. Però di contro c'è che le altre, vuole Stanton, le Shure eccetera, diciamo quelle anni 90, avevano un suono molto più corposo, se vogliamo. Allora, detto questo, che ci eravamo lasciati indietro la volta scorsa, andiamo subito a fare l'unboxing di questo pacchetto sul marketplace. Coltellino fedelissimo, noi andiamo ad aprire questo pacchetto. Se c'è una sola dentro, ovviamente lo vediamo in diretta, ma non penso, perché mi fido ciecamente di chi l'ha imballato, mi ha mandato tutte le foto, tutto quanto. Quindi se dovete fare degli acquisti, ovviamente sul mercatino di Facebook, mi sento di potervi dare dei consigli. Allora, innanzitutto il primo consiglio è quello di farvi mandare più foto possibili, anche perché così vi rendete più conto
dello stato in cui è l'oggetto che state acquistando. Nel frattempo io non so come mettermi per farmi vedere meglio. Vabbè, non mi vedete, ma sto aprendo il pacchettino, eccoci qua, senza farci male ovviamente. Allora, questo è il foglio attaccato sopra, noi togliamo tutto cercando di non farci male, se no qui andiamo a finire molto male. Eccoci qua. Ok, chiudiamo quasi, eccoci, il ballo fatto molto bene. Ok, e questa prima cosa l'abbiamo levata. Allora, odori di scotch da pacchi da tutte le parti. Ok, allora, ok, allora, scatola, e dentro ci ho trovato questa, un'altra scatola. Quindi questa è una scatola più grande, questa è una scatola più piccola. Diciamo che così il materiale risulta essere molto più protetto, dentro una scatoletta più piccola. Quindi già capiamo che è una cosa, non sono vinili, qua dentro non c'entra un vinile, a meno che non è da montare tipo vinile di Ikea che ti danno la colla e ci montiamo il vinile. No, non è un vinile da montare. Allora andiamo avanti. Ok, forza, faccia miseria, che anima di pacchetto, non riesco ad aprirlo. Ok, allora si va avanti. Chi c'è collegato? Nessun altro nuovo, carta vuota, carta, quindi l'imballo è stato fatto molto bene, qui non c'è nulla. Ok, qui c'è dello scotch, quindi vado a pensare che qui già c'è qualcosa. Allora, io direi che a questo punto, visto che si va sul molto piccolo, vediamo un po' di cambiare la visuale e vediamo se riuscite a capire qualcosa da qui. Allora, leviamo le ciatte e attiviamo quest'altra telecamera, eccoci qua. Ok, allora vediamo se qui c'è quello che io penso. L'anima dell'imballo, questa è una mano, ecco qui, così vi faccio vedere di che cosa stiamo parlando, eccoci qua. Aspettate che mi rimetto la chat. Una matriosca, bravo, una matriosca qua proprio, anche perché ho una paura a imballarla, si fa presto con un sacco di scotch, poi a sballarla con la paura di rompere tutto. Qui mi sa che servirebbe forse più che un coltellino una forbice. Qui si fa. Ok, una matriosca, e c'è un altro pacchettino qui, non finiscono mai i pacchettini. Allora, attenzione che lì ce ne sta un'altra. Mamma mia, forse è imballata troppo bene. Allora, meno male che c'è la protezione.
poi questa bisognerà vedere. Allora, ecco qui la prima, questa è una puntina Stanton 500 V3 dovrebbe essere, eccola qui, e questa va messa su questa shell. Come vedete io ho la Stanton H4S V2, ok, Stanton H4S V2, che sarebbe questa qui, ecco. Ma oggi non ce la facciamo a montarla, la monteremo con più calma. E quindi questa va montata qui sotto e ci abbiamo così un'altra puntina tutta originale Stanton, ok, e quindi questa va con questa, ok, questa va con questa e ci siamo. H4S V2, ci siamo. Poi questa dovrebbe essere uguale, identica, ok, questa è sempre pacchetti su pacchetti, bisogna stare attenti sempre, io faccio particolare attenzione, ora non tagliarmi le dita, è l'ultima cosa che voglio, anche perché oggi tocca lavorare, quindi non ci tagliamo le dita. E che miseria. Allora, la pluriball va bene per imballare le puntine, però ecco, anche questa 500 V3 qua si legge meglio, forse se ve la avvicino un po' il cellulare non riesce a mettere a fuoco, eccola. E questa pure va insieme a quest'altra, eccola, Stanton H4S V2, ed ecco l'altra conchiglia con la puntina, ok, quindi questa è un'altra e questi quindi è una coppia. E poi qui continuano a uscire cose, c'è quest'altro pacchettino, ok, qua dentro vediamo, rotto lo scotch, vediamo un po', questa invece dovrebbe essere completa, vediamo un po', eh sì, allora eccola qui, questa invece dovrebbe essere già completa ed è, eccola qua, vabbè, questo non c'ha lo stile. Questa non c'ha lo stilo, o gliel'ha levato e l'ha messo da un'altra parte, ma se no questa non c'ha lo stilo. Questa manca lo stilo, questa è una 680, questa è una shell con la puntina, la 680, però manca lo stilo davanti, non so se c'è da qualche parte, no, qui non c'è, qui non c'è, vabbè, poi magari sentirò, magari qui si può, qui non c'è, qui non c'è, qui non c'è, niente, allora non era completa, qui non c'è, niente, e vabbè, poi magari me lo sento il venditore, tanto mi ha scritto pure un'oretta fa, ci siamo sentiti, niente, e allora qui manca lo stilo, vabbè, poi vedremo se lo troviamo, vabbè. E allora niente, qui manca lo stilo, però niente, qui non c'è, si poi trattasi di roba piccola piccola, comunque queste invece hanno tutto, hanno puntina, testina,
e poi vanno attaccate sotto la Stanton, e questa stessa cosa. Va bene, allora niente, qui manca lo stilo. L'importante era la testina, pure la puntina era importante. Va bene, allora intanto questa è stata una diretta veloce perché poi devo pure andare a lavorare. Ritorniamo sulla visualizzazione classica. Ok, sei un chiodo. No, non mi hanno messo lo stilo, effettivamente devo sentire se me l'ha messo da qualche altra parte sto stilo o come mai non c'è, deve essere un motivo. Va bene, e allora niente, per oggi è tutto. Volevo dirvi che io volevo cominciare a fare dirette, ma purtroppo guardate, questa è la scheda video che io avevo messo dentro il PC, una XFX, guardate che anima di scheda video, me l'avvicino ancora più, era una GeForce spettacolare, infatti con questa scheda video Panzoid andava benissimo, andava tutto quanto alla grande. Beh, è una GeForce, sì, è una GeForce, questa ancora adesso costicchia andarla a comprare, niente, si è rotta, non funziona più, fa tutti i quadrati a video e non funziona più. Io adesso sul PC delle dirette ci ho dovuto mettere una scheda video, questa aveva 512 mi pare di RAM, sì, questa era 512 DDR3, però è una scheda video per gamer questa, quindi è molto buona, con tutto che c'ha poca RAM, però era velocissima. Solo che non funzionando più ci ho messo una scheda video adesso da battaglia con 64 mega, Panzoid non si muove proprio, cioè proprio zero, non funziona, e ovviamente non si possono fare dirette con quel PC momentaneamente, ma appena posso ci prenderò una 710 a GeForce con 2 GB di RAM e così facciamo funzionare un'altra volta quel PC che così è strozzato sulla parte video. Mi è dispiaciuto perché questa era molto molto buona, c'è anche l'alimentazione separata, qui come vedete c'è lo spinotto questo nero che era l'alimentazione separata perché succhiava parecchia corrente, era un'ottima scheda video, da un momento all'altro tutti quadrati. E arrivederci, queste cose si rompono così, senza colpo ferire, e quindi va bene. Detto questo, io direi di salutarci, sono le 3:10, il 24 giugno 2020. Grazie per avermi visto, ciao Deep, ciao. Se vuoi poi ti puoi rivedere anche la diretta dopo che l'ho chiusa. Stavo dicendo che mi si è rotta questa scheda e quindi mo prenderò una scheda, diciamo, tra virgolette molto economica. Ho visto una Palit con 2 giga intorno ai 40 euro, 44, 43, insomma tra 40 e 50 euro sia su Amazon sia dai negozi qui a Roma di forniture di computer, e alla fine mi sa che prenderò quella, mi toccherà prendere quella per poter usare quel PC. Divac, ti riassumo al volo l'unboxing. Ho preso 2 di queste, sono puntine della Stanton 500V3 da aggiungere a queste conchiglie che io ho, H4SV2, sono ancora imballate, ok? Così ce n'ho 2 uguali per i 2 giradischi giù. Guardate quanto è piccola questa puntina, questo è il dietro, questo è il laterale, ok? E niente, poi bisognerà vedere pure questa è la famosa 680 di testina, però manca la puntina, io non avevo capito, non so se c'è stato un quid pro quo col venditore, appena finita la diretta lo sentirò e vedrò come mai manca la puntina qua. Se me l'ha messa da qualche altra parte magari non l'ho vista. Va bene? Allora, la Stanton, sì, le Stanton queste qua, io già ce n'avevo una che è quella con cui ho comprato l'M5G, ve la faccio vedere al volo, questa è già montata. Eccola qui, questa è la Stanton 500V3 con cui ho comprato
il giradischi, e sopra questo è Stanton, guardate, vi rubo un altro mezzo secondo, tanto la diretta. Allora, questa, rifacciamo la transazione e così ve la faccio vedere da vicino qui su quest'altra telecamera. Eccola, questo è come dovrebbe venire poi quelle altre due. Questa io non ho il proteggi testina perché quando ho comprato l'M5G non c'era, quindi eccola. Questa è la Stanton. Purtroppo questa telecamera non c'ha il fuoco automatico, non so come metterla a fuoco, quindi se mi avvicino troppo non si capisce niente. Eccola qui, questa c'è scritto Stanton 500 V3 e la puntina proprio, questa parte bianca, è la 500 e quelle sono uguali identiche. Eccole qua, non si vede niente se ci metto la mano giustamente. Ecco, sono uguali identiche. Ok, io rimango sempre più affezionato alla musica come si sentiva negli anni 90 e quindi ho preferito prendere queste invece che prendere queste. Queste sono le Ortofon, c'è scritto Mix and Scratch, quello con l'altro, ma secondo me io rimango affezionato agli anni 90. Ok, allora facciamo la transazione per i saluti finali e ci aggiorniamo alla prossima diretta sempre di Reny J. Appena riesco a sostituire quella scheda video magari facciamo pure qualche diretta da giù con i giradischi, con i piatti. Ok, grazie a tutti quelli che mi hanno visto, grazie a quelli che mi vedranno dopo in differita. Un buon pomeriggio a tutti da Reny J. Grazie di tutto, a presto. Ciao!